Ciaccoette, le chiacchiere perfette. Ciaccoette, le chiacchiere perfette. Si parla di tutto e di niente. Signori e signore, benvenuti ad una nuova puntata di Ciaccoette, il podcast delle chiacchiere perfette, dove si parla di tutto e di niente! Oggi ragazzi abbiamo un travestimento. Due travestimenti spettacolari. Guardate che belle le ali. Io sono l'angelo E io il demone. Quelli che vi ritrovate sulle spalle quando dovete fare una scelta importante. Io quello che porta, insomma, tutto quello che riguarda la bontà, le scelte giuste e consapevoli. E io invece tutto quello che riguarda la cattiveria. Comunque, dovevi dirmi su? Cioè, Perché? perché ho utilizzato il microfono. No. Va al contrario, ragazzi. Al contrario? Va al contrario il microfono. Ok, scusate. Le basi. Le basi di Ciaccoette. Allora ragazzi, benvenuti alla seconda puntata. Buonasera se lo state guardando e ascoltando la sera, o buongiorno se siete a lavoro e ci state ascoltando di Esatto. prima mattina. O anche di pomeriggio. No, anche di pomeriggio, quindi buon pomeriggio a tutti. Allora, oggi è la seconda puntata. Sì, assolutamente. La prima spero che vi sia piaciuta tantissimo. Spero, è sicuramente piaciuta. È sicuramente piaciuta. Abbiamo ricevuto dei feedback molto positivi, siamo molto contenti e lo porteremo sicuramente avanti perché, vi diciamo la verità, in realtà non eravamo molto sicuri di questa cosa, di questa nostra scelta. Però è andata bene, la prima puntata è andata bene, ci siamo divertiti e speriamo di aver fatto divertire anche voi. E niente, oggi siamo vestiti in questo modo alquanto strano, ma come mai? Perché? Perché oggi parleremo di esperienza che abbiamo fatto la settimana scorsa. Yuhu! E comunque ci tengo anche a fare gli auguri perché oggi è la giornata delle donne, giusto? Sì. E voi sicuramente lo guarderete più avanti, cioè la prossima settimana, però comunque facciamo gli auguri a tutte le donne e ricordiamoci anche che la festa delle donne non è solo oggi, Ma tutti i giorni dell'anno! Olla! Quindi tanti auguri amore. Grazie. E prima di iniziare tutto quanto, volevo anche dirti che stamattina, Sì? quando ti ho fatto gli auguri per WhatsApp, Sì? ho cercato l'emoji della mimosa. E non esiste? No, non esiste. No, non Ma te lo esiste. sapevi? Sì, lo so perché l'avevo cercata anche io e non esisteva. E so però che nel 2025 mi sembra che Apple debba integrare delle emoji, però mi sa che non c'è neanche fra le emoji nuove la mimosa. Quindi facciamo una petizione a Apple e non solo, a tutti quanti, emoji della mimosa. Ma io ero sicurissimo di averlo usato. No, Cioè io mi non ricordo, esiste. ma forse mi sbaglio con un'altra. E sai come si chiama questo effetto? Perché mi sono informato. Effetto Mandela. Cioè quando il tuo cervello è praticamente sicuro di una cosa, adesso parlo da ignorante, è sicuro di una cosa ma in realtà non è mai successa Accaduta. o è accaduta questa cosa. Ti dico anche un'altra emoji che io sono sicuro di averla usata almeno una volta, dopo mi dirai anche tu. Ma tu hai mai usato l'emoji del ladro con il sacco che cammina, che corre? No, non esiste. Ma io sono sicuro di averla usata almeno una volta! Ma mi pare che non ci sia neanche proprio un emoji del ladro, Sì, l'emoji del ladro sono sicuro che c'è. Ma perché- Confermateci se c'è. Ma perché dici emoji e non emoji? Emoji. Vabbè, insomma, capi capio! Cosa vuol dire? Avete capito. Però amo, io ero sicurissimo di questa cosa. Cioè No, che... io non l'ho mai vista questa emoji. Vabbè, insomma. Cosa volete che vi dica? Io sono sicuro Vabbè, petizione a Apple e agli altri colossi, emoji della mimosa e del ladro che scappa con il bottino Esatto. nelle spalle.
Allora, E ritorniamo anche un emoji di ciaccoette. E anche l'emoji di ciaccoette. Secondo voi cosa potrebbe essere? No, raga, non esiste l'emoji del cicchetto. Adesso noi ridiamo e scherziamo, ma non esiste. Non esiste. Quindi anche l'emoji del cicchetto vogliamo. E che sia finita questa presa in giro da parte dei colossi. Noi vogliamo l'emoji del cicchetto. Sì, vabbè, e ora va a lavorare per Apple emoji e te sia a posto. Ecco, te sia a posto significa... Sei ok. Adesso abbiamo fatto il cin Cin cin. Ah! Oh, il drink! Il drink! Cioè, noi siamo qua che ciaccoliamo. Senza berci il nostro aperitif. Cin cin. Però, momento ASMR perché è piaciuto molto, quindi facciamo sentire. No, aspetta, non ci sono... Ma Sono- scusa... I ghiaccetti Ma sono ti già sei finiti. dimenticato i ghiacci? No, li ho messi e che si sono già sciolti. Perché oggi fa caldissimo, Ma cavolo. perché? Perde! Dov'è che perde? Oddio! Che disastro! Amo, non l'hai chiuso bene, mi sa. Ah. Perde tutto. Vabbè, è il bello della diretta. Vabbè, Mattia cheers! è vestito letteralmente di bianco, ok? E si è tutto sporcato di arancione. Vabbè, dettagli. Dettagli. E poi, dato che appunto questa sarà la puntata Carnival, dove l'angelo e il demone si intervalleranno in una discussione accesa, abbiamo sostituito i soliti ciucchetti con i galani. Galani! Voi come li chiamate? Perché per noi sono galani. Lani. Accettiamo chiacchiere. Chiacchiere, dopo quali altri nomi ci sono? Non lo so, però se voi andate a cercare la pagina... Bugie! 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 Se voi andate a cercare, ragazzi, hanno veramente un sacco di nomi questi dolcetti qui. In ogni paese d'Italia si chiama in un modo diverso. E non è possibile, non è ammissibile, ragazzi. Comunque, per me sono i galani. Voi pensate pure quello che volete. Libertà di pensiero assoluta, ma Assolutamente. questi sono galani. Facciamo cin cin da buon angelo e demone. Cheers! Sono buoni però i galani. Ma sai che io li ho riscoperti quest'anno perché mi ero totalmente dimenticata della loro esistenza. Però questi qui, dopo devo cambiare le coperte. Questi qui hanno lo zucchero a velo. Preferisco quelli con lo zucchero a granuli. Sai che li fanno anche con il zucchero granulato? No, li ho sempre mangiati con lo zucchero a velo io. Non sai cosa ti perdi. Buoni comunque. Buoni. Ma tu preferisci i galani o le frittelle? Le frittelle? Ma sai che io non lo so. Le frittelle, però non scherzano neanche le chiacchiere. E tu preferisci le chiacchiere o le Ma com'è castagnole? chiacchiere? Vabbè, i galani. Eh. E tu preferisci i galani o le castagnole? Cosa sono le castagnole? Non sai cosa sono le castagnole? No, Castagnole o castagnole? non lo so. Non so neanche se sia il termine veneto castagnole. Ma cosa sono? Boh, è un altro dolcetto rotondo. Ma sono secche. Non so se sia il termine veneto castagnole. Sì, sono secche, però a me piacciono tantissimo. Sono rinsecchite, no, non mi piacciono. Io adoro tutti... Scusa, no, non adoro. Odio tutti i dolcetti secchi. Ah no, cavolo. Ad esempio, se vado in pasticceria e mi devo comprare un... si chiama cabaret? No, il cabaret è quello... Il cabaret è quello con le ballerine. Eh sì. Come si chiama il vassoio di... Vabbè, vassoio. Vabbè, facciamo che si chiami cabaret. Il vassoio di dolcetti di pasticceria. Io innanzitutto non prendo mai e poi mai quelle con la frutta.
No, no, raga! I pasticcini con la frutta sono i migliori! Sono i peggiori e possono pure abolirli, perché se io voglio mangiare la frutta, mangio la frutta a sé stante, di certo non la mangio sopra i pasticcini. Se mangio un pasticcino lo mangio o col cioccolato, o col pistacchio, o con la nocciola, o con la crema, o con il cocco e basta, fine. Mi trovo totalmente in disaccordo. Vabbè, De gustibus! De gustibus, raga. De gustibus. comunque de gustibus. Non si dice così, si dice Non de lo so. gusti. Ma cosa vuol dire? Mi sto pisciando addosso. Vabbè, Cabaret de Gustibus. Detto questo, raccontiamo della nostra experience in quel di Venezia. La settimana scorsa. La settimana scorsa dovete sapere che era uno dei weekend di carnevale. Sì. Era E- l'ultimo weekend di L'ultimo? carnevale, mi sembra proprio di sì, del Carnevale di Venezia, che per chi non lo sapesse il Carnevale di Venezia è uno dei più importanti al mondo, uno dei più vecchi al mondo. Sì, Se non fosse il più vecchio. non lo so. Che secondo me è il più vecchio. Non vorrei dire una cavolata, però. Vabbè, racconta un po' com'è stata. Non lo so. Racconta com'è stata questa esperienza. E allora è stata decisamente bella. Sono rimasta però un po' dispiaciuta perché non c'erano troppe maschere, cioè abiti veneziani di carnevale, che non so se li avete presenti, però sono stupendi. E non ne abbiamo visti tanti in realtà, ma forse perché era la seconda settimana del carnevale, quindi era già tutto un po' verso la fine. Detto questo, ci siamo divertiti tantissimissimo e oltre appunto all'occasione del carnevale abbiamo fatto anche un Bacaro Tour. Che cos'è? Secondo me, tanti che ci stanno ascoltando e guardando non sanno che cos'è il Bacaro Tour di Venezia. Allora, intanto, anche per me è stata un po' una delusione il Carnevale di Venezia, nel senso mi aspettavo molte più persone mascherate, invece c'erano sicuramente molte più persone che erano venute a vedere il Carnevale di Esatto, Venezia come noi. e secondo me tantissimi sono stati delusi. Sì, spero che fosse appunto perché era la seconda settimana. Esatto. Poi comunque c'è anche da dire una cosa, io a Venezia, cioè tutte quelle volte che vado a Venezia è sempre olfa di gente, pienissima di gente e credo di non aver mai visto Venezia con poca gente, a maggior ragione con il carnevale ci sta assolutamente, però una volta, non so te, vorrei godermi Venezia. Vuota. Sì. Beh, secondo me se ci vai fra settimana te la riesci a godere sicuramente meglio, ma anche basta non andarci sotto il carnevale. Anche secondo me. Vabbè, un giorno ci andremo, un giorno Anche ci perché andremo. noi non serve che paghiamo biglietti d'ingresso perché siamo veneti. Io non so come funziona, ma mi astengo dal dire come funziona il discorso del biglietto d'ingresso per Venezia. Non lo so come funziona e quindi lasciamo stare. Però so che appunto c'era questa cosa che sicuramente è attuale, cioè forse è stata attuata. Non so però come funziona, alzo le mani e quindi se siete fuori Veneto e volete visitare Venezia, informatevi. Ok, dai, raccontiamo questa cosa del Yes. Bacaro Tour. Allora, racconta che cos'è il Bacaro Bacaro Tour. Tour. Allora, innanzitutto, Bacaro Tour è quella appunto experience che si può fare a Venezia in primis perché è la regina dei Bacari, però noi l'abbiamo fatto anche a Chioggia e vi devo dire che se avete meno tempo a disposizione e non avete voglia di camminare troppo, potete farla anche a Chioggia. E detto questo, in primis fatela però a Venezia, secondo me, perché è la regina. E i Bacari, non so se sappiate cosa siano, comunque sono delle osterie tipiche veneziane, piccoline, molto piccole solitamente. Ma tu sai da cosa deriva il nome Bacaro? No, racconta. Indovina. Hai delle Bacaro. ipotesi? No. Bacaro, Bacaretto, no, zero No. ipotesi. Allora, io mi sono informata e ho letto che o deriva dal dio del vino che si chiama... Bacco! Sì? Che bravo! Oppure arriva... Mi sono schiantata Infatti ho il visto. microfono sul mento. Oppure deriva da far baccara! Quindi far casino. Casino! Ah, E per questo si chiamano bacari.
Assurdo. È interessante, vero? Sì, sì. Comunque, io, cioè, veramente, quando ne parlo, non tutti sanno proprio che cos'è fare il Baccaro Tour, che cos'è un Baccaro. Ma perché secondo me è una cosa molto famosa qui in Veneto, perché appunto abbiamo Venezia, che è la capitale del Baccaro Tour. Sì, esatto. Comunque, questo Baccaro, come diceva Irene, è una sorta di, proprio, ve lo spiego a parole povere, ma poverissime, anche se comunque sbaglierò. È un bar, ok, proprio osterie, piccolissime, dove appunto tu hai la possibilità di prenderti bere Bere, le Ah, ombre, dei vin, le ombre de vin. o i bianchetti, che dopo spiegheremo cosa sono. Esatto, che sono cioè questo bere accompagnato da appunto del mangiare, che sono i crostini di pane che abbiamo portato nella prima puntata e che porteremo nelle prossime, e ce ne sono di diversi gusti, veramente tantissimi gusti. Ovviamente a Venezia sono specializzati con i cicchetti, con il pesce, perché mi sono informato anche io di questa cosa. Ovviamente vabbè c'è il baccalà, dopo cos'è che Sì, c'è? le sarde in sour. E tantissime altre cose. E ovviamente la cosa particolare di questo Baccaro Tour, di questi baccari a Venezia, è che hanno dei prezzi molto competitivi, quindi costa tutto molto poco, a partire dall'ombretta di vino che costa 1 euro, dove sei fortunato costa 1 euro, a volte magari un po' di più, però per la maggior parte le abbiamo trovate ad 1 euro. sì, E puoi scegliere se vino rosso, quindi ombra de vin, o vino bianco che si chiama bianchetto. si chiama come il mio gatto Bianchetto. Bianchetto. Che tra l'altro il mio gatto, apro e chiudo una parentesi, doveva chiamarsi Leone. È stato il mio papà a cambiargli nome perché non si ricordava che si chiamava Leone. Leone, e sì che è un nome molto semplice da ricordare. Lo so, è che vedevo questo gatto bianco girare e quindi come si chiama? Come si chiama? Bianchetto. Vabbè, che perché chiami un gatto bianco Leone? Che senso ha chiamarlo così? Vabbè, dai, quanti gatti ci sono che si chiamano Leone? Tantissimi. Vabbè, comunque mi A piaceva il parte che leone. Leone a me ricorda Leone il cane fifone. Che era rosa. Sì, forse. Ok. E basta, quindi Bianchetto così. Ciao Bianchetto, salutiamo Bianchetto, Ciao Bianchetto. che è là che fa le nonne. Esatto. E basta, quindi abbiamo fatto questo meraviglioso Baccaro Tour con i nostri amici, che salutiamo anche loro, i nostri amici. Ciao, amici. Comunque a Venezia ce ne sono tantissimi di baccari. Ce ne sono assolutamente tanti e anche dislocati in varie aree, quindi potete camminare finché volete senza stancarvi. Esatto, no, è vero, è vero. Come fare il perfetto Baccaro Tour? Qualche giorno prima vi mettete a letto con il vostro computer o con il vostro telefono, cercate un po' di baccaretti in zona Venezia, ve li segnate, vi fate il vostro itinerario e poi a piedi ovviamente, perché a Venezia non si può girare in macchina, assolutamente. Ovvio. E ve li fate tutti quanti fino alla fine e poi tornate a casa. Finito Esatto. il Baccaro Tour. Beh, in treno è stato tremendo il ritorno. Sì, sì, È stato tremendo, ragazzi, ma veramente una vergogna a casa mia, eh. Allora, gli studenti che ci staranno ascoltando sapranno benissimo che andare e tornare da Venezia in treno è un delirio totale. E soprattutto nel periodo del carnevale, perché veramente... Allora, praticamente siamo andati al binario nostro, giusto? Sì, che è l'1 e il 2 da Padova. Mi pare di sì. E arrivati al binario ci hanno bloccati. Quindi siamo rimasti tutti ammassati per un quarto d'ora buono, penso, all'inizio del binario. E io pensavo, vabbè, probabilmente è perché devono controllare il biglietto, ci sta. E invece è arrivato l'orario di partenza del treno e ci hanno liberati come Un le gregge, bestie. come un gregge. Un gregge, Sì. senza controllarci il biglietto né niente, quindi non ha avuto assolutamente senso tutto ciò, anzi. E niente, quindi... Gestita male, si potrebbe gestire meglio la situazione quando c'è un sacco di gente, la carica di gente, però vabbè, insomma dai, parliamo più che altro del discorso della nostra bellissima esperienza. Abbiamo trovato anche una bella giornata. Sì, stupenda, e soprattutto io ho avuto l'occasione di fare l'archeologa.
Perché? Come Oddio, perché? L'archeologa. Certo, non ti ricordi la mia spiegazione archeologica dei resti in Piazza San Marco? No, racconta. Ma come non ti ricordi? Allora, no, so che ci sono dei resti a Venezia, in Piazza San Marco, ma non so perché ci sono. Cioè, cosa sono quei resti lì? Cosa è successo? Ma in che senso? Te l'ho spiegato! Non me lo ricordo! Cioè, lui faceva finta di ascoltarmi perché? Perché mi continuava a prendere in giro che non pensava che quello che stessi dicendo fosse vero. Praticamente adesso se voi andate a Venezia vi trovate lì nel piazzale la pavimentazione antica. Di Roma. Ma cosa stai dicendo? Sei a Venezia? Ah! Praticamente hanno fatto dei lavori di, penso, restauro della pavimentazione attuale e tirándola via è emersa la pavimentazione antica. Di Roma. No, dai, sto scherzando. E niente, è bellissimo da vedere, quindi se adesso andate a Venezia vi consiglio di vedere questa cosa. E tra l'altro mi sono informata e ho visto che è emersa anche una tomba. Ma sempre lì in Piazza San Marco? Sempre lì, con 5 persone. Assurdo. Sì, e i resti anche di una chiesa. Beh, direi bello. Sì, quindi vedi praticamente questa... Ma tu ti ricordi questa Sì, cosa? c'era il cantiere che... il cantiere. Esatto, sì. Che lui, il signorino qui presente, e gli altri miei amici che erano con noi, mi continuavano a prendere in giro perché io gli dicevo, guarda che qua dovrebbe esserci i resti archeologici. Ma perché non ti prendevamo non sul mi- serio? Non ti prendevamo sul serio? No, non mi prendevate sul serio. Dopo 3 secondi ci siamo incamminati verso la laguna e abbiamo visto tutti i resti e io ho detto, ecco, visto che avevo ragione, come sempre. Gatto visto? Hai visto? Hai visto? Vabbè, insomma, mi hai insegnato qualcosa. Io non lo Sì, ti sapevo. ho insegnato talmente tanto che adesso quando te l'ho detto manco ti sei ricordato. Ma perché ogni volta mi devi far ridere quando ho il bere in bocca? E comunque, a proposito di scavi, eccetera, eccetera, tu lo sai che cosa c'è a Venezia? Cosa c'è a Venezia? Conosci Poveglia? Aspetta, è l'isola quella paurosa? Sì, esatto. È un'isola che io ho scoperto essere una delle parti più infestate del mondo. Davvero? Sì, perché tra l'altro... Allora, ti racconto proprio tutto. Io ci sono passato di fianco, avevo sempre visto e letto online di quest'isola Venezia piena di misteri celati sotto, eccetera, eccetera. E ad una festa in barca dove sono stato invitato, tra l'altro apro e chiudo una parentesi, è stata una festa delirante perché ovviamente quando tu sali in barca saranno state mezzanotte. E ha fatto tutto il giro della laguna, però se tu ti stufavi e volevi tornare a casa non potevi perché eri in barca e quindi dovevi aspettare che facesse tutto il giro della laguna. O andavi a nuoto, ma non lo consiglio molto su quella laguna. Assolutamente no, e è durato tantissimo questo giro e siamo sbarcati alle 6, non ti dico le occhiaie che avevo fino Mamma a mia. terra. Per non parlare del mal di mare. Esatto, soprattutto. Soprattutto che io ne soffro anche. Vabbè, comunque siamo passati di fianco, sono andate le 3 di notte, siamo passati di fianco a questa isola completamente buia. Io ti giuro... Ma quindi non ci abita nessuno? Zero. Ho sentito un brivido quando ho girato lo sguardo, ho visto sta roba, sto bosco tutto scuro. Ma che ansia! Mi ha fatto un'ansia tremenda e dopo lì ho collegato e ho guardato su Google Maps e c'era scritto Poveglia, ho detto, ti giuro ci avrei scommesso che era Poveglia perché proprio si vede ed è un'isola di Venezia dove appunto c'è vietato l'ingresso. So addirittura che è in vendita, non so chi se la voglia comprare. Beh, vabbè che ci sono tanti misteri a Venezia, c'è anche una casa dove praticamente tutti quelli che l'hanno comprata e sono andati ad abitarci sono sempre morti. Dopo racconti meglio questa... Ma non mi ricordo come si chiama la casa.
Vabbè, cercheremo, e ci informeremo. Vabbè, e comunque tornando al discorso di Poveglia, praticamente quest'isola è stata, diciamo, un'isola dove venivano esiliate le persone che avevano la peste, ok? Per esiliarle proprio. E dicono... Quarantena. In quarantena, diciamo, sì. Diciamo anche che più o meno si dice in giro che è meglio non scavare su quest'isola qua perché sotto, cioè la maggior parte del terreno è fatta di resti umani in sostanza. Tutte dicerie dopo che hanno trovato una, non una lapide, come si chiama? Una scritta sul muro? Una epigrafe? No, vabbè, comunque un qualcosa di scritto dove c'era in romano, c'era scritto in latino, scusami. Vabbè, ma tu oggi sei esperto di latino, l'abbiamo sentito prima, cos'è che avevi detto? De gustibus. De gustibus. Vabbè, comunque c'era questa scritta dove dicevano quelli del 1700 di non scavare proprio perché è possibile che riaffiori la peste e quindi... Sì, beh, non penso che sia possibile. Non si sa mai, e cioè nel senso comunque ci sono dei resti e vabbè, e comunque speriamo non venga questa idea malsana a qualcuno, No, esatto. perché vabbè, e comunque si parla veramente di un'isola molto molto vecchia, tra l'altro prima di diventare posto dove venivano esiliate le persone era un mercato fiorente dove si vendeva il pesce. Oddio. Sì, era veramente famosissima e dopo nel 1920 mi sembra, perché mi sono proprio informato, è diventato anche un ospedale psichiatrico dove si diceva che appunto c'era uno scienziato pazzo che conduceva esperimenti un po' strani sulle persone e dopo si dice che il suo fantasma vaghi per l'isola perché si è suicidato. Ma effettivamente io devo aver sentito qualcosa riguardo a questa isola. Maledetta. Beh, probabilmente avrai visto la puntata che hanno fatto su quel programma che secondo me tu guardavi perché una volta me l'hai detto, Sì. su D-Max. Ah, quello, com'è che si chiamava? Cacciatori di fantasmi! Tipo una cosa del genere, mi sa. Sì, che c'era quello super mega palestrato, pompato. Non mi ricordo, cavolo, perché lo guardavo tanto tempo fa quel programma. Però io, raga, ero rimasta veramente scioccata da quel programma perché al contempo lo volevo vedere tutti i giorni, ma non lo volevo vedere perché mi impauriva tantissimo e mi dava un sacco di ansia e avevo iniziato a credere tantissimo a quelle cose. E praticamente quando ero a casa da sola mi veniva l'ansia, cioè avevo veramente paura perché mi aveva suggestionata tantissimo. Si dice suggestionata? Sì. Mamma mia, mi insegni di quei termini? Beh, comunque io ero stratemerario perché lo guardavo alle 2 di notte con mio fratello quando il giorno dopo sapevo di essere a casa da scuola. No, raga, non si può. Io lo guardavo il pomeriggio e veramente avevo paura. Sarà per questo che a me i film horror non mi fanno né caldo né freddo. Beh, neanche a me, se è per quello. Io ho sempre guardato film horror sin da piccola ed è il mio genere preferito. Anche il mio, anche il mio. Anche il mio. Ma tu, Dimmi. Dimmi. da piccola, Sì. qual era il tuo travestimento di carnevale? Sicuramente non da fantasma. Beh, allora, sicuramente, secondo me, ti vestivano da principessa i tuoi genitori. Allora sì, io mi sono sempre solo vestita, penso, da principessa. Ma perché lo sei anche nella verità? Ma perché lo sono, e infatti ci sono rimasta principessa. E tra l'altro mi ricordo che con tutti i vestiti di carnevale che avevo da principessa, e mia nonna mi aveva cucito una ruota. Ah, sto male. Era praticamente un cerchio di metallo che girava intorno. Ah, per tenere la gonna... tenere ok. la gonna ampia. Ok, sì. Ed è stupendo, ce lo dovrei ancora avere. E quindi mi mettevo questa ruota sotto il vestito e dopo sopra il vestito da principessa. Beh, ma guarda che io se mi metto a cercare trovo il mio vestito di quando ero Ma bambino. te come ti travestivi? Da Arlecchino. 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 Qual era l'altro travestimento che andava di moda? Pulcinella. Brava.
Beh, sono i tipici travestimenti veneziani, penso, no? Sì, sì, sì. Beh, Non so comunque se sia... io ho ancora il vestito di Arlecchino, sarà tutto smario. Vabbè, Smario. Oddio, Smarrito. No, smario. aspetta, smario si può tradurre in scolorito. Esatto, esatto. Risposta esatta. Nuovo termine insegnato a chi non è veneto. Smario. Con Vuol una, dire... con una R. Esatto, smario vuol dire scolorito. Scolorito. Hai una maglietta smaria? Hai una maglietta scolorita. Vabbè, dilla completa. Te che hai una maglietta smaria? Beh, la mia non è smario. No, assolutamente, ma hai Mi sono messa questa maglia tutta ghepardata in stile carnevalesco. Esatto, sei proprio carnevalesca. Sì, in realtà non c'entra niente il ghepardato, ma che poi, aspetta, apriamo una parentesi, tu dici ghepardato o leopardato? Perché io dico sempre ghepardato. Animalier. Vabbè. Vabbè. Usiamo i termini giusti. Animalier. Animalie. Ma poi preferisci... Animalie. Preferisci... Oh, si sta scucendo. Vabbè, una schifezza di schifezza. Di schifezza. Vabbè, ma comunque tu preferisci questa trama qua o quella zebrata? Questo... Io sono una ghepardata nel cuore, io amo la stampa ghepardata e non me la metto perché quest'anno è di moda, ma me la metto perché la adoro, la amo e mi vestirei sempre ghepardata per tutta la mia vita. Ascolta, se ogni anno che te dici che praticamente l'animalier è de moda. No, ma quest'anno lo era veramente, infatti ho detto almeno un anno che va di moda e che... Ho detto la frase in veneto! Traducila. È ogni anno che lei dice praticamente che l'animalier va di moda. Vabbè, nella mia testa va di moda ogni anno, ok? Basta. A me non piace per niente, raga, not a big fan per niente. Of animalier. No, per niente. E che stampa ti piace? Il bianco. Ah, bella, una bella stampa, il bianco è veramente, sì, la migliore, è molto creativa. No, non mi piacciono proprio le stampe, in realtà. Perché tu sei molto basic. Comunque, tornando al discorso, io praticamente mi vestivo sempre da Arlecchino e poi c'è stata una volta che mi sono vestito da vichingo. Da vichingo? Certo, perché devi sapere, e questa secondo me tu non la sai perché non te l'ho mai detto, che io ho partecipato molto spesso alle festività di carnevale del mio paese dove facevano i carri. Ah, i carri! Esatto. E tra l'altro una volta anche da Paperino ed ero al centro dell'attenzione. Ma tu eri vestito da Paperino? Sì, mi avevano anche proprio preparato la testa da Paperino. Che bello. Infatti, scusami se ti interrompo, ci tengo a dire che chi fa la mascotte, tanto di cappello, perché anche d'estate tipo stare... Ah, te mori dal caldo, te mori. Muori dal caldo. Esatto, io non so come fate perché a me è bastata quella giornata lì di carnevale dove ero vestito da Paperino. Per esplodere. Sì, praticamente, ma poi ti manca anche proprio l'aria. Immagino, cioè non deve essere semplice, però deve essere stata una bella esperienza quella dei carri. Devo dire di sì, deve essere stata, cioè, scusami, è stata sicuramente una bella esperienza. Ma l'hai fatta solo una volta? No, l'ho fatta 2 volte perché... Una da Paperino e l'altra? Da vichingo. Ah, da vichingo. C'era il carro dei vichinghi, raga. A proposito di carri, hai visto il carnevale di Viareggio? No. Che il carnevale di Viareggio è uno dei più famosi. Sì. Che Viareggio è una città in Toscana. Sì. E ho scoperto che là fanno dei carri pazzeschi, ma enormi, dove si muove aspetta, tutto. forse ne ho visto uno su TikTok di Maria De Filippi. Esatto. Sì, E l'ho che visto. tra l'altro fanno la classifica di questi carri. E quello di Maria De Filippi è arrivato ultimo. E il primo? Gloria et Mundi, dove c'era la papessa. Non ho presente, comunque a me non è piaciuto per niente quel carro. Ma è un film, La papessa. Non so se non so se si riferissero al film, non credo. Cioè, il carnevale di Viareggio e i carri sono famosi perché di solito dai vita a Allora sicuramente parlavano del film, a parte che è una storia vera, o ipoteticamente vera. non lo so, non vorrei dire una cavolata. No, penso di sì invece. Vabbè.
Sei proprio esperta. Sì, esperta della papessa. Vuoi diventare papessa? No, non voglio diventare papessa. Ma a proposito, parlando sempre di carnevale, tu lo sai perché ci sono quei travestimenti a Venezia, tutti belli, dorati, con le paillette? No. Praticamente il carnevale di Venezia, ma in realtà credo che il carnevale sia nato proprio per questo motivo qua. Una volta era stato, cioè si realizzavano proprio queste feste qua di carnevale per, diciamo, una giornata o più giornate, in questo caso a Venezia durava di più, e bloccare le gerarchie che andavano una volta. Sai che c'era chi era più ricco, chi era più povero. Sì. E col fatto che tu ti nascondevi con una maschera, bloccava o comunque, che come figata. si dice, eliminava questa cosa di gerarchie in modo da dare la possibilità alle persone di dialogare tra di loro senza tener conto della loro gerarchia e della loro posizione. Beh, figata. Esatto, quindi un aristocratico, una persona abbastanza colta che era sicuramente in un posto alto nella piramide, Sì, poteva sì. parlare benissimo con chi... Sì, però penso che i vestiti, i travestimenti si vedesse se erano di ricchi o non ricchi. Oddio, non lo so, però a proposito mi hai fatto venire in mente che sai come nasce anche il vestito di Arlecchino? Cioè, sai com'è fatto il vestito di Arlecchino? Sì, tutto colorato. Tutto colorato. Dice che praticamente sarebbero tutte toppe di un ragazzino, cioè il vestito di Arlecchino nasce proprio da toppe che erano state cucite dai genitori di questo bambino qua e praticamente queste toppe gli erano state date in regalo dai suoi amici perché lui era povero. Ah, ok, quindi lui si è cucito tutte queste toppe e ha fatto il travestimento di Carlecchino. Carlecchino? Sì, tutto Di colorato. Arlecchino. Tutto colorato. E Pulcinella? Pulcinella non lo so. Era un pulcino. No. No, Pulcinella non è quello tutto bianco. Sì, era tutto bianco, ma non so la storia. Non la so neanch'io. Se qualcuno la conosce ce la scriva, ce la dica. Infatti. Poi non so se ci siano altre maschere famose, però a me vengono in mente solo queste due, Arlecchino e Pulcinella. Sono quelle più famose. Anche secondo me, cavolo. Comunque sono stata un po' delusa e secondo me anche tu lo sei stato, perché eravamo in piazza San Marco a Venezia e gli faccio: Mattia, ascolta, andiamo a vedere al caffè Florian, che non so se sapete, ma è uno dei più, penso il più storico comunque di Venezia. E ho detto andiamo a vedere lì che ci saranno sicuramente tutte le persone travestite in maschera, super belle, eccetera. Invece, cavolo, ci siamo affacciati alle vetrine e non c'era neanche una maschera. Ci sono rimasta malissimo, ho detto ma... No, ma infatti è per quello che ti dicevo, per me è stato un po' un flop perché c'erano poche persone travestite a Venezia. Sì, per carità, quelle poche erano vestite benissimo. Topperia number one. Topperia number one, certo, però mi aspettavo veramente... Sì. Ma poi, cioè, non ho neanche sentito una canzone, una musica alta. No, forse... Ah, c'era lo spettacolino Esatto. per i bambini. Però, vabbè, insomma... Magari è sempre stato così perché per noi era la prima volta, ragazzi, a questo carnevale di Venezia. Ma tu sei mai entrato dentro la Basilica di San Marco? No. Neanche io, cavolo, però mi piacerebbe. Anche a me. Ma infatti noi di solito, cioè... ci impegniamo quando viaggiamo a guardare la qualunque. Sì, e poi nei posti più vicini a noi, che magari ci siamo già stati 3, 4, 5 volte, tipo Venezia, e visitiamo sempre Piazza San Marco, fine, si conclude tutto lì. Beh, ma tipo, cioè, vergognoso perché anche a Padova, tu sei mai entrato dentro... Agli Scrovegni? No. Io, penso di sì, ma non mi Ma ricordo che? niente. Non mi ricordo niente. Ma sei andato con la scuola? Ma forse ero piccolissimo. No, io proprio zero e mi piacerebbe. Dai, potremmo organizzare. Con chi ci ascolta da Ciacoette. Gita di gruppo Ciacoette. Perché a Veneto potremmo organizzare un tour. Un Baccaro Tour. Un Baccaro Tour con fermate nei posti che se ne parla sempre ma non si visitano mai. Esatto. Dai, possiamo organizzarlo. Facciamo, adesso anche guide turistiche. Apriamo un'agenzia viaggi.
apriamo la nostra agenzia viaggi. E la Ciacoette Tour! Ciacoette Tour. Oddio, beh, sarebbe bello. Sì, sarebbe bello. Vabbè, ma ne abbiamo tante di cose da fare. Ne abbiamo tante di cose da fare. Bello, ma ascolta, ma oltre al carnevale, che mi pare di capire che ti piaccia abbastanza come festa. No, in realtà No? no. Quali Beh, sono le altre tue feste preferite? Halloween. Sai che anche la mia. Halloween the best, perché oltre al fatto che ci siamo conosciuti ad Halloween... Come avete ascoltato nella prima puntata, e se non l'avete fatto andate a ascoltare subito. Sì, ma stai calma. Sono il diavolo. Ah, giusto. Mi stai medesimando. No, mi piace molto di più Halloween perché c'è questa cosa criptica, paurosa. A me, lo Horror. sai, mi piace horror, tutto quello che è pauroso. Horror. E quindi ti piaccio io perché sono paurosa? No, ma tu sei docile, sei una ragazza docile. No, comunque anche a me, Halloween mi piace e penso sia la mia festa preferita, ma Ma? mi è scesa in disgrazia l'altro anno. Perché? Ah, sì, giusto. Siamo andati ad una festa, ma non diremo quale No, festa. non diremo quale festa, assolutamente. Fatto sta che era una grande festa di Halloween e c'eravamo super preparati, super travestiti, super truccati, super agitati. Doveva essere bellissimo e invece è stato... È una delusione. Mi aspettavo di più, ecco, mi aspettavo di più. Ma fatalità! Cioè, quando c'è una festività, Sì. quanto prima mettono gli addobbi? Beh, parliamo degli addobbi natalizi. Li mettono ad Halloween il giorno dopo. Giorno dopo di Halloween tolgono i fantasmini che hanno appeso sul muro e iniziano a mettere alberi, palline, robe di Natale che veramente non stanno né in cielo né in terra. Ma infatti sai cosa mi succede a me? Che poi arriva Natale e ormai sono talmente tanto abituata a tutti questi addobbi, tutte ste robe, eccetera, che non mi rendo quasi neanche conto che è Natale. È vero. Perché ci sono da 10 mesi. Beh, ma come anche la Befana, tu il 1° gennaio, anzi il 27 dicembre, ci sono già le Befane attaccate dappertutto. È vero. Cioè, è assurda. Però devo dirti che anche il Natale mi piace molto come festa. A me non molto. No? No. Perché? Non lo so, non mi piace tanto. A me è piaciuto tantissimo quando ero andata a Milano l'anno scorso, che c'è un negozio, mi pare che fosse vicino ai Navigli, tipo, e praticamente lo addobbano al 100% in stile natalizio e ti sembra di entrare in un posto magico. E quindi se andate, provate a informarvi perché non mi ricordo il nome del negozio, però è stupendo ed è vicino ai Navigli e veramente è magico. Magic. Magic. Perfetto ragazzi, allora direi che siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Ciaccoette. Oh no! Oh no! Ma ci vediamo tra 15 giorni perché nella prima puntata non l'abbiamo detto, ma Ciaccoette si farà ogni 15 giorni, Yes. sempre di sabato alle ore 13. Mettete quindi la sveglia, andatevi già a mettere tutti gli appuntamenti sul Tutti, vostro calendario. ogni 15 giorni, sabato. Alle Ore 13. 13. Esatto. Votateci su Spotify, ascoltateci dappertutto. Fate assolutamente, che secondo noi è la cosa più importante, passaparola. Dite che ascoltate un podcast che è il podcast migliore di sempre, di tutti. Il migliore, il più bello, il più interessante, il più divertente. Esattamente. E noi abbiamo finito, quindi un cin cin a Cin cin. noi e cin cin a Ciaccoette. Ciaccoette.